Sono 16 i musei iscritti nel REIMAR, il registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari della regione siciliana, luoghi che raccontano il mondo della pesca e di un passato che non c'è più, ma che per anni ha caratterizzato la vita dell'isola. Nel Messinese troviamo, a Furcisiculo, il Museo del Mare e della Pesca e delle Tradizioni Marinare Franco Ruggeri. In questo comune della costa ionica, oggi a forte vocazione turistica, in un passato non molto lontano, la pesca aveva un ruolo importante nell'economia. Allestito nel 1999, grazie alla collaborazione di marinai e di cultori del mare e delle tradizioni marinare, al suo interno si trovano strumenti di lavoro connessi alle diverse attività di pesca e alla vita marinara. Tra gli oggetti presenti, alcuni attrezzi per la costruzione e manutenzione delle barche, gli strumenti per la vendita del pesce e quelli per la pesca. Alcuni pannelli descrivono le fasi e le tecniche di pesca e le espressioni tradizionali dei pescatori, con l'obiettivo di trasmettere anche alle nuove generazioni i saperi del mare e le tradizioni che sono parte integrante di questo territorio. Questo è il timone. Poi mi chiedeva la campana a cosa serviva. La campana, allora si andava a pesca con la palamadara. La palamadara era una pesca che si faceva di notte per prendere le ala lunghe e pesce spada, se capitava. E giustamente allora non c'erano luci, non c'erano lumini, e per sapere dove era la rete, la direzione della rete, a mare di notte come si faceva. Non è che era molto semplice. Allora all'inizio, su una base fatta con galleggianti, si inseriva una campana e poi di notte ognuno cercava, in base all'udito, di orientarsi, diceva secondo me è là, secondo me, insomma, si andava in modo così, non come si va ora. Ora si ha tutta la precisione, allora ad intuito. Il primo peschereccio che è stato fatto a Furci era di mio padre con i miei zii, va bene? Abbiamo dato pure il nome Città di Furci, perché giustamente noi siamo orgogliosi del nostro paese e l'abbiamo chiamata Città di Furci. Questo è uno squalo che hanno preso, mi ricordo quando è stato preso, si è preso qua a Furci. Tutti, dico quasi tutti, sono andati a pescare, conoscono la pesca delle costardelle, quelle che ormai hanno una città, i ragazzini di oggi sicuramente no. Tutti sono andati a mare, tutti a pescare le costardelle, perché era la pesca che si fa di prima mattina, è la pesca più spettacolare che c'è. Come vedete queste foto, si andava a mare in 10, 12, 15 persone, e si dovevano avvistare queste costardelle, perciò c'era bisogno di ragazzi con la vista, perché la sera non ci raccomandavano altro di andare a coricarci, così la mattina eravamo belli svegli, perché si dovevano vedere saltare questi pesci. Una volta che si vedevano si andava vicino con le barche e si calava la rete e si cercava di accerchiarli. Una volta che si accerchiavano si tirava la rete e se era andato tutto a buon fine, questi sono i risultati. Restando nel Messinese, ma spostandoci sulla costa nord orientale dell'isola, troviamo il Museo della Tonnara. Le sale espositive sono state allestite all'interno del castello di Milazzo e documentano la presenza storica delle tonnare nella città mamertina, in particolare quella del Tono, luogo oggi particolarmente apprezzato dai turisti. A Milazzo, così come altri comuni siciliani, la pesca del tonno ha rappresentato, sino ad un recente passato, una realtà produttiva essenziale per l'economia. Ancora oggi nell'area del Tono sono presenti alcuni fabbricati legati al mondo delle tonnare, riconvertiti in strutture ricettive e di ristorazione. Nella piazzetta del Tono troviamo la chiesetta San Filippo e San Giacomo, dedicata alla Madonna del Tindari, un tempo punto di riferimento per i tonnaroti e le loro famiglie. Qui abbiamo incontrato il presidente dell'associazione Tono Sole Mare, che ha creato e gestisce il museo.
Siamo in compagnia di Mimmo Sapienza, presidente di un'associazione che nasce proprio con lo scopo di perpetuare, tramandare tutto ciò che è stato la storia di Milazzo e della sua pesca. L'associazione è stata fondata nel 1992 e lo scopo precipuo di questa associazione è quello là di ricordare e conservare la memoria dei luoghi, delle persone e specialmente dei lavoratori che hanno contribuito a fare di questo sito una sede sia economica, sia storica che sociologica importante perché la memoria del territorio venga tramandata. Dove ci troviamo esattamente? Ci troviamo esattamente nella piazzetta dell'Angonia del Tono di Milazzo, che è stata la sede di una delle 6 tonnare esistenti a Milazzo. A Milazzo esistevano ben 4 tonnare nella zona di Levante e 2 tonnare nella zona di Ponente. Quella di Ponente, esattamente questa dell'Angonia del Tono, è la più importante in quanto era anche sede dell'opificio della lavorazione del tonno. La presenza di un numero così massiccio di tonnare in un territorio non poi così tanto grande ci fa capire quanto fosse importante dal punto di vista economico questo tipo di attività. Certo, perché io definisco questa costa quindi assieme a Milazzo, a Olivieri, a Gioiosa Marea, la costa delle tonnare, perché rappresentava un punto diciamo focale dell'economia del territorio, in quanto si deve considerare che la tonnara non era solamente la pesca, ma tutto quello che girava ed era di contorno alla pesca stessa, in quanto producevano le reti, si producevano tutto il materiale legato alla produzione, alle barche. A Milazzo, per esempio, c'era uno dei più importanti cantieri navali che era dei Fratelli Provvidenti, di cui abbiamo anche un museo commemorativo qua nella zona del castello, e tutto questo quindi trainava l'economia in maniera rilevante. Certamente attività di questo tipo quindi coinvolgevano un grande numero di persone sotto tanti aspetti, anche le donne avevano un ruolo. La parte diciamo di carattere prettamente marinara, che era svolta dai tonnaroti, raccoglieva circa perlomeno un centinaio di persone nella parte attiva della tonnara. A monte poi c'era un grosso numero di manodopera che lavorava successivamente alla pesca il tonno, e questa era garantita in parte dalla presenza di donne che lavoravano, anche perché chiaramente bisognava anche mettere il tonno dopo che era stato prima bollito, poi tagliato in delle scatole, quindi una manualità femminile era senz'altro più adatta a questo ruolo. Quindi praticamente questo fa vedere come l'aspetto sociale e etnoantropologico è fondamentale per comprendere che l'economia milazzese degli anni del Novecento in particolare era un'economia molto attiva, come altre economie che esistevano nel territorio, come le gelsominaie, la produzione di oli e così via dicendo. Quindi c'era una commistione molto importante tra l'attività diciamo di tipo agricolo, industriale e in questo caso anche di pesca. Quindi queste cose facevano sì che Milazzo avesse un ruolo importante nella provincia messinese. Di tutto questo ovviamente ne sono rimaste delle tracce oggi. Le tracce parlando della tonnara sono legate a quello che noi abbiamo cercato di recuperare con la buona volontà e con l'aiuto delle persone che avevano conservato qualcosa di quello che era andato distrutto alla chiusura della fabbrica. Oggi possiamo in qualche modo ricostruire come si svolgeva l'attività, la vita, com'era la vita e come si scandivano le giornate all'epoca? Sì, certo. La località del Tono però già in quel periodo non era una località abitata in maniera intensa come ora, che è diventata una località turistica.
quindi la dimora dei pescatori, dei tonnaroti, era a Vaccarella che è dalla parte di Levante. Quindi i pescatori non facevano altro che attraversare attraverso una stradella che utilizza il perimetro del castello e scendere in questa località definita Tono. E in questa località praticamente da maggio in poi venivano a fare questo lavoro della calata, della mattanza. C'è una grossa fase di preparazione delle reti, del calafataggio delle barche, di riparare tutto quello che prima si era distrutto, e poi cominciare quando c'era il periodo giusto, da maggio in poi, a cominciare a calare tutte le reti. E chiaramente bisognava attendere il passaggio del tonno, certo, che c'era un momento specifico dell'anno. Cioè la logica, la storia delle tonnare nasce da questo. Cioè l'uomo nella sua lunga storia ha capito che il tonno faceva sempre la stessa strada, veniva qua a riprodursi perché erano delle acque favorevoli alla riproduzione, e sfruttando questa abitudine che ha creato questo sistema, questi edifici subacquei che servivano a captare questi tonni e fare in modo che venissero pescati. Oggi questo luogo, questa località assume sembianze sicuramente diverse dal passato, ma troviamo ancora dei fabbricati che conservano la struttura originaria ed erano proprio gli stabilimenti legati alle attività della tonnara. Da un certo punto di vista purtroppo i luoghi sono cambiati, però possiamo dire che grazie a questi interventi di carattere, diciamo, di ristrutturazione dedicata al turismo, noi abbiamo potuto conservare la struttura e la sembianza di quella che era la struttura della tonnara, del cosiddetto marfaggio, perché il marfaggio è tutto quello che si intende per marfaggio, tutto quello che a terra serve per fare andare avanti la tonnara. Noi abbiamo ancora tutta la struttura che riguarda la tonnara in se stessa, che praticamente, nonostante che è stata trasformata in villaggio turistico, però continua a mantenere il suo aspetto di carattere generale. Se ci spostiamo in questa zona, che è la zona della piazzetta, abbiamo ancora altri diciamo, testimonianze, che sono il deposito dei vecchi palischermi. Poi abbiamo le due case padronali delle famiglie D'Amico Faranda e Calapai, che costituiscono anche questa una memoria, perché sono, anche se ristrutturate, continuano a mantenere il loro diciamo, indirizzo iniziale. E poi c'è anche una zona che riguardava per esempio gli alloggi dei marinai. Per non parlare poi di quello che è l'aspetto, diciamo, che è più importante dal punto di vista, diciamo, storico e commemorativo, che è la chiesetta del Tono, dove si celebra la Madonna del Tindari, e dove praticamente era la sede di tutto quello che riguardava la liturgia della tonnara stessa. Accanto alla chiesa troviamo delle bitte. Residuo, diciamo, della presenza della tonnara è costituita da questa e da un'altra bitta, che questa è una bitta in pietra. Dove che funzione avevano? Servivano a legare le funi per fare in modo che la tonnara fosse stabilizzata al largo. E ce n'è una qua e una là. Ovviamente è un monumento anche questo in particolare. Accanto a noi, a questo c'è un monumento che noi come associazione abbiamo eretto per commemorare i tonnaroti. Questo è stato eretto circa 15 anni fa, in maniera tale che i tonnaroti avessero una loro memoria. I racconti legati alla tonnara sono sempre affascinanti, perché non si limitano a descrivere un'attività dal punto di vista prettamente lavorativo o economico, ma anche sociale. Parliamo delle abitudini, parliamo di uno stile di vita diverso, parliamo di una cultura che ha segnato intere generazioni in una maniera forse oggi molto lontana da quello che è il nostro modo di vivere o di essere. È importante conservare la memoria storica, ma soprattutto conservare i ricordi di chi c'era e vuole raccontare in qualche modo tutto quello che accadeva in quel periodo. Certo, quello che si ricorda sono anche gli aneddoti che creativamente caratterizzano gli eventi che vengono raccontati e vengono tramandati, perché il lavoro e la storia può essere documentata e può essere tramandata.
Noi in questo caso, grazie a Dio, per motivi di carattere anche anagrafico, abbiamo il signor Foti, che praticamente in quegli anni era ancora un ragazzino, però si ricorda degli episodi che possono, diciamo, qualificare determinati comportamenti e rendere ancora più, diciamo, più coreografica la vita della tonnara in aspetti che possono essere goliardici, ma sono anche caratterizzanti. Signor Foti, lei ha ricordi da bambino legati alla tonnara? Sì, abbastanza. In pratica ho vissuto da ragazzino assieme ai miei coetanei, qui era la nostra zona e passavamo sempre di qua, anche nel periodo in cui c'erano i marinai che preparavano le reti per questo calo, noi diciamo calo della tonnara, e prima venivano tutto sistemate e sezionate le parti della tonnara, perché la tonnara è composta di tantissimi nomi, tantissime parti della tonnara. In pratica nel mese di aprile, presso a poco, venivano varate questi palaschermi, imbarcavano le reti, le ancore, le bove e quanto altro, le fune, eccetera eccetera, e veniva questa tonnara calata qui di fronte. I tonni erano costretti, una volta che deponevano le uova, erano costretti ad andarsene e veniva imboccato con questa tonnara, dove questa tonnara era composta di diverse camere, e questi marinai qua segnavano al RAIS, che era nella Muciara, che stavano passando i tonni o i pesce spade o i cose alla lunga o altro pesce, oppure pesce cani, e loro subito quando entravano questi pesci qua, loro capivano il tocco con la schiena quando passavano, perché avevano, diciamo, dei piatti. Si trattava di tonni, la Muciara, dove c'era il RAIS, alzavano la bandiera rossa. Questo era un segnale, e qui c'era il guardiano qui nella loggia, e qui lo alzavano, c'era un palo e alzavano questa bandiera. Chi si trovava qui oppure che di passaggio, e allora vedeva questa bandiera, era un segnale che stava levando i pesci, cioè i tonni, la tonnara. La domenica tutti i marinai, la ciurma, doveva assistere a una messa verso le 6, così prima che loro andassero, e poi c'era il rosario, penso durante il pomeriggio, la sera quando scende, ma non tutti i giorni, qualche volta credo, non mi ricordo ora, verso dicembre così, mia mamma e mia sorella più grande venivano chiamati qui allo stabilimento, dove c'erano pezzi di rete tutta rotta, in pratica usurata dal lavoro che avevano subito l'anno prima, e quindi li chiamavano, gli portavano queste reti un po' ingarbugliate, tutte rotte, venivano portate a casa, e noi bambini, diciamo ragazzini, aiutavamo mia madre, mia sorella a sbrogliarli e poi a rifare la rete. Infatti qui vedevo diverse donne che attaccati cioè iniziavano il capo della rete a questi pali, e poi facevano le maglie per la rete in pratica, e poi veniva ridata alla tonnara per poi gli marinai, il tocco finale dei marinai che l'assemblavano. Ecco. Quindi a bambini e donne è un lavoro più di pazienza. Sì, di pazienza e di necessità, anche un pochettino, penso, vedevo mia madre o mia sorella si sentivano più orgogliosi. Io ne ero bambino, comunque erano più contenti, ecco ora sta arrivando, ecco ora ci chiamano a fare la rete, oppure a fare le corde. Il lavoro del Tonnaroto, che era molto pesante, perché tirare sulle reti non c'erano dei meccanismi di carattere che aiutavano, ausiliari per quanto riguarda, era tutto un lavoro di braccia, quindi ovviamente tutti questi lavori, come tutti i lavori pesanti, devono essere ritmati da cantilene, da
storie. Noi abbiamo raccolto tutti questi canti e li abbiamo in un libro che è dedicato alla tonnara, e contemporaneamente sappiamo che il maestro Sarica ha raccolto in maniera, diciamo, fonica anche questi canti. Una cosa poi importantissima che chiaramente che emerge dal tonno è la lavorazione del lattume, delle uova, che chiaramente rappresentano un elemento veramente caratterizzante, come d'altronde le uova di muggine si fa la bottarga, con le uova di tonno si fa anche un alimento analogo, che praticamente è legato a una lavorazione molto laboriosa, che comprende insomma, dopo aver ricavato queste uova si schiacciano, si mettono in dei pesi, si mettono sotto sale e questo si produce questo prodotto alimentare che è molto diciamo, ricercato. Questo tratto di costa che ha così tanta storia da raccontare e che è un pezzo di cuore per i milazzesi, oggi continua ad essere un grande richiamo turistico invece, è un tratto davvero molto bello. Cosa vediamo intorno a noi? Allora, intorno a noi vediamo praticamente un panorama di carattere proprio che ci fa rendere conto di come siamo fortunati a vivere in questo contesto territoriale. Vediamo di fronte proprio a noi, vediamo l'Etna nella sua maestosità, e a sinistra dell'Etna vediamo la rocca di Novara di Sicilia, il dente di Novara di Sicilia, e poi spostandoci sempre a sinistra ci scontriamo col castello. Il castello che praticamente che ha la sua storia enorme, risale a periodi, diciamo, di carattere addirittura romano e così via dicendo, che però è stato poi costruito nei secoli da diverse dominazioni, tra cui importante la presenza in queste costruzioni di Federico II. Andando invece sulla destra vediamo tutto il golfo di Patti, prima il golfo qua di Milazzo che finisce nella zona dove si vede si intravede la chiesa del Tindari, e poi immediatamente dopo Mongiove vediamo il golfo di Patti. Alla fine vediamo la punta di Capo Calavà. Questa può essere intesa come la costa delle tonnare. Ecco, riusciamo a scorgere comuni come Oliveri, Gioiosa Marea, dove c'erano tonnare importanti come quella di Milazzo? Ecco, lì sia Oliveri in particolare, perché è stato conservato lo stesso processo che c'è stato qua per la tonnara, è stato realizzato là, e c'è lì quindi la tonnara è stata conservata come villaggio turistico. La stessa cosa a Gioiosa, però con risultati non proprio perfettamente sovrapponibili. Anche a Gioiosa c'era una tonnara di notevoli dimensioni e importante. La cosa più importante potrebbe essere quella là di creare una rete tra queste tonnare, perché collegandola a quelle che sono le altre tonnare importanti siciliane che sono sulla costa trapanese, a cominciare da Favignana, oppure sulla costa diciamo meridionale della Sicilia, come Marzamemi, come Vindicari e così via dicendo. Questi luoghi, diciamo, della nostra tradizione, messi in rete e creando dei circuiti, possono diventare dei luoghi importanti per stabilire un tour delle tonnare dove possa essere utilizzato sia l'aspetto paesaggistico e contemporaneamente l'aspetto enogastronomico da offrire a eventuali visitatori. Negli anni invece in cui l'attività era fiorente, la tonnara di Milazzo aveva dei rapporti, degli intrecci, dei legami con le tonnare di Oliveri piuttosto che di Gioiosa? Sì, c'erano degli intrecci, in quanto c'erano anche delle proprietà che venivano anche certe volte scambiate e passate da proprietari ad altri. Per esempio anche a Barcellona, a Calderà, era stata fatta una piccola tonnara fatta sempre qua dai proprietari della tonnara di Milazzo. C'è un luogo a Milazzo dove si cerca di costruire una memoria storica con
Alcune delle testimonianze che rimangono delle tonnare lo riusciamo a scorgere anche da qui, perché si trova nei pressi del castello ed è il Museo della Tonnara. Allora, il Museo della Tonnara è da circa 3 anni, grazie all'amministrazione comunale, è ospitato all'interno del monastero delle Benedettine, che è sito all'interno del castello di Milazzo. Grazie al nostro impegno e in particolare al lavoro, diciamo, di carattere proprio materiale fatto dal nostro socio Vittorio Cernuto, abbiamo potuto fare un percorso narrativo che ci consente di fare vedere, assieme a dei video, storici e anche animati, di come si svolge la tonnara, la pesca del tonno, collegandola ai reperti, e facciamo capire l'importanza di questa storia. La storia che, come dico io sempre, è una storia, dobbiamo vivere questa come una storia narrata, che tutti quanti mi chiedono: ma ora il tonno come si pesca? Il tonno si pesca in modi totalmente diversi, si pesca con le tonnare volanti, c'è un altro tipo di pesca. È una storia che è finita negli anni 60, è finita con l'industrializzazione, è finita con una modifica anche della parte che riguarda la società, perché chiaramente era un periodo in cui la manodopera era ancora a costi, diciamo, limitati. Fare oggi una tonnara e calare, il termine è calare una tonnara con i costi di oggi, sarebbe improponibile e non per niente concorrenziale con i sistemi che sono in questo momento tecnologici che vengono installati. Quindi fa parte è come ricordarsi una storia totalmente che non esiste più. Però è bene ricordarla, noi lo raccontiamo agli studenti che vengono a trovarci, perché sono tanti gli studenti a cui facciamo vedere il video, gli spieghiamo, gli raccontiamo la storia, gli raccontiamo del tonno che viene da noi, perché quasi viene da noi a partorire, perché praticamente a crescere, perché praticamente a riprodursi. E tutte queste storie qua servono ai ragazzi a stimolare la loro fantasia e a fare capire che noi abbiamo delle tradizioni, delle cose di cui loro devono essere orgogliosi e devono raccontare a loro volta a chi non li sa, o a chi praticamente pensa che noi siamo senza passato. Invece noi abbiamo un passato e per questo dobbiamo credere nel futuro. Bene, noi tra poco con le nostre telecamere vorremmo vivere questa esperienza conoscitiva, ci tufferemo nel passato, visiteremo insieme il Museo della Tonnara e i piccoli tesori che custodisce. Con il museo, l'associazione di Milazzo ha voluto recuperare una pagina di storia che coinvolgeva numerose famiglie e che lentamente si è spenta negli anni 60 per la carenza del tonno. Oggi, dentro le 2 sale, oltre a numerose foto e filmati dell'epoca, si trovano alcuni attrezzi da pesca, reti, boe, scatolame e il carrello per il trasporto del tonno. Di particolare interesse sono 2 ricostruzioni in scala della tonnara, dalle quali è possibile capire come avveniva la cattura del tonno e la successiva mattanza. Questo museo è diviso in 2, diciamo, argomenti narrativi che riguardano la pesca e poi la lavorazione del tonno stesso. Infatti in questa prima stanza, che praticamente si affaccia proprio sull'Angonia, che forse la collocazione naturale di questo museo, per questo trovano spazio i 2 modellini di epoche diverse della tonnara, uno fatto nel 1900 dal proprietario della tonnara del porto di Milazzo, il dottore Calì, che fece questo modellino in legno e che rappresenta quasi un'opera d'arte donata da noi dai nipoti natoli. Mentre qua davanti ci troviamo un modellino fatto dal signor Pippo Giardina negli anni 90 praticamente, che raffigura in maniera esemplare la pesca proprio della tonnara del tono di Milazzo. Funzionava così, questo era una rete lunga 800 metri che partiva dalla spiaggia e andava fino al largo, all'incirca 800 metri o poco più. Poi c'era
la nasta, diciamo, la gabbia con tutte le varie camere, e per finire c'era il codardo, lo chiamavano il codardo perché era i tonni che non riuscivano a entrare nella porta, andavano a finire nel codardo che poi li faceva tornare indietro, quindi facevano questo giro. Invece poi quando i tonni qui davanti alla porta stazionavano delle barche con dei marinai che avevano delle lenze lunghe con delle pietre tipo queste qua, con le pietre che erano a diverse altezze, e quando i tonni passavano e toccavano la corda della lenza, e dicevano al raista che comandava la tonnara, dicevano mi ha toccato, e allora in base a tutte le toccate che arrivavano all'orecchio del raista, lui decideva, diceva allora alziamo la porta e chiudiamo la porta, tiravano la rete della porta e quindi i tonni restavano intrappolati. E siccome i tonni avevano la tendenza di andare sempre a nord, quindi da sud verso nord, quindi loro non li facevano entrare tutti in una volta, chiudevano le varie camere, una volta chiusa la porta chiudevano anche le varie camere, e a poco li facevano entrare nell'ultima camera che era l'unica camera che aveva la rete al fondo. Una volta entrata una certa quantità di tonni nella camera della morte, tiravano su chiudevano anche la porta della camera della morte, e i marinai cominciavano a tirare le reti. E una volta affiorate le reti a galla, i tonni venivano infilzati e lì poi venivano buttati dentro le barche, i barconi. Era un sistema infallibile, frutto però di anni e anni, chissà quanti anni di esperienza. Certo, questo qua addirittura dai Fenici, dai Romani, dai Greci venivano queste, da sempre hanno visto che con la pesca del tonno si potevano sfamare molte famiglie, si poteva dare lavoro a molte persone. Signor Vittorio, continuiamo a guardarci un po' intorno. Cosa vediamo? Cosa troviamo? Questo si chiamava roda di poppa o cane, che sarebbe quello che tiravano le ancore. Si faceva tutto con la forza delle braccia fondamentalmente. Quello invece è l'argano, il miolo si chiama. I marinai qua sopra giravano il miolo, cioè, e tiravano le ancore così. Ecco, anche qui servivano tante braccia. Tantissime braccia. Questa zona qui si chiama stirato. Qui stazionavano tutti i marinai, una trentina, per tirare le reti quando che facevano la mattanza. E poi ci sono tutte le foto di quando tiravano i tonni, diciamo, quando arpionavano i tonni e li mettevano dentro i barconi, perché una volta tirati li buttavano dentro le barche e poi li portavano a terra, dove poi veniva lavorato nello stabilimento, inscatolati, bolliti, scatolati. Questo è lo specchio, in italiano lo chiamiamo ittioscopio, che questo serviva il marinaio da sopra la barca, metteva la testa dentro e c'era il vetro a fondo per vedere quanti tonni passavano, quanti tonni entravano. Adesso ci sono i sonar, ci sono altri tipi di pesca, questi qua, ma questo è quello. Ci si aiutava come si poteva una volta. Ci si aiutava come si poteva. Queste le famose lenze con le pietre. Quelle che davano i segnali. Che davano i segnali, sì. E lì abbiamo il carrello che era costruito dall'ingegnere Calapai in modo tale che potesse girare su se stesso dentro lo spazio ristretto nello stabilimento e trasportava i tonni dentro lo stabilimento. Qui invece abbiamo l'ideogramma di tutto il pescato che hanno fatto dall'anno 1896. Ogni tonno che si vede valeva 1000 tonni, un tonno più piccolo 500 tonni. Quindi, vediamo quindi che di anno in anno c'era, diciamo, un cambiamento progressivo. L'anno più produttivo è stato il 1899 con 5.000 tonni. Invece poi nel 1943 non è stata calata la tonnara per via del conflitto mondiale. Qui dice fino al 63, però è stata calata fino al 66, però nel 66 non hanno pescato nemmeno un tonno, e quello è stato l'ultimo anno.
Questo è quello che ha decretato un po' la fine. La fine della tonnara. Vediamo che appunto dal 50 in poi, negli ultimi anni... Si pescava pochissimo, era infruttuosa, diciamo, non rendeva più e quindi sono stati costretti a chiuderla. Qui ci sono tutte le varie scatolette che scatolavano i tonni, diciamo, il tonno già bollito per poi spedirli all'estero o anche in Alta Italia. Lì invece in quei pannelli abbiamo parecchi attrezzi che si usavano in tonnara, perché nello stabilimento c'era lo stagnino che faceva le latte, insomma, il muratore, c'era il falegname. C'era sempre un gran fermento di lavoratori, ognuno dava il suo apporto. Gli attrezzi che io ho cercato di recuperare e sistemare in questa maniera. La Tonnara era un'azienda molto organizzata anche dal punto di vista amministrativo. Sono alcuni dei documenti che sono ancora conservati presso le case dei proprietari. Però veniva tutto annotato? Tutto annotato in maniera... qua sotto vediamo che c'è un partitario, un'amministrazione fatta in maniera molto particolarizzata, scritture molto attente che raccontano proprio come la Tonnara era un'azienda molto efficiente, e lo stesso fatto che sono presenti tutti questi attrezzi indica che era estremamente autarchica nella propria gestione, cioè nel senso che tutti questi strumenti c'erano perché ogni cosa veniva fatta all'interno della Tonnara, poche cose venivano delegate all'esterno. Abbiamo realizzato qua, sempre per rendere più bello questo luogo e per rendere anche più coreografico, questa struttura con i tonni, che praticamente rappresentano i tonni che vanno dietro alle sardine. Questo per dare anche un tocco simpatico ai bambini, per dargli un immaginifico praticamente che realizza i loro sogni. E si sono stati realizzati da un artista, un'artigiana che fa i carri coreografici ad Aceriales, proprio perché noi vogliamo valorizzare tantissimo l'artigianato locale. Immagino che per i bambini, ma probabilmente anche per gli adulti, sia tutta una sorpresa, una scoperta, qualcosa di estremamente nuovo. Perché non tutti immaginano, hanno un'idea chiara di quello che significa una tonnara, hanno un concetto totalmente diverso, cioè non immagino che questo edificio enorme subacqueo, che praticamente non si vede a malapena, perché si può vedere poi anche dalle foto che ci sono qua, questi galleggianti, di cui noi qua abbiamo una boa che serviva proprio per tenere su le reti. Questo edificio, questa organizzazione, questa struttura subacquea, questi uomini che lavoravano in continuazione, che con la massima capacità di comprendere dove scendere, dove calare, quando calare, anche con una gerarchia molto forte, perché la gerarchia data dal Rais, che proprio è il sintomo dell'autorità riconosciuta, e poi tutto un concetto di gerarchia scalare che dimostrava come l'organizzazione del lavoro è un'organizzazione efficiente al massimo, e dove c'era un massimo rispetto dell'uomo e delle proprie funzioni, cosa che chiaramente era fondamentale per quel periodo storico, perché c'erano dei forti sentimenti di carattere e anche forti concetti di rispetto dell'uomo stesso. Qui abbiamo un argano originale, che questo era messo nello stabilimento e mediante, lo vediamo in questa foto, mediante un carrello dalla spiaggia l'argano li tirava il carrello dentro lo stabilimento. Prima portavano i tonni lì nel barcone, nella spiaggia, e venivano trainati da questo argano. Quando ha iniziato questa avventura pensava di arrivare a questo punto? No, è stato sempre un mio sogno questo qua, tant'è vero che ho fatto un'intervista anche 15 anni fa, che era il mio sogno. Finalmente ci siamo riusciti insieme al presidente Sapienza e siamo orgogliosi
di questo lavoro che abbiamo fatto finora, anche perché siamo contenti quando agli altri piace questo lavoro. In quest'angolo del museo abbiamo la parte, diciamo, fotografica che racconta con delle foto originali proprio il momento della mattanza. Vediamo infatti questo quadrato costituito dai parischermi carichi di marinai che tirano su la rete e tirandolo portano a galla in superficie i tonni, i quali ovviamente purtroppo con la loro mancanza d'aria sono storditi e sono più facilmente preda dei tonnarodi, che con i loro uncini praticamente li trascinano su. Si vede dalle foto e si capisce, comprende quanto duro e quanto pesante era salire questi diciamo, animali del mare enormi, perché praticamente potevano raggiungere anche 300, anche 350 kg. Infatti erano più marinai che servivano ad attirare su il pesce. Ovviamente dopo questo, dopo che cominciava a friggere il mare, perché man mano che si saliva la rete, la culica, più erano i tonni attorno e restringendo il loro spazio vitale, più mancava l'ossigeno e più si muovevano e più rendevano movimentata la pesca della mattanza. Ovviamente quando risalivano avevano cominciato anche a perdere un poco di sangue e poi venivano buttate dentro i palischermi, che poi venivano trainati fino a riva. Dopo la cattura doveva trascorrere un arco temporale, immagino, breve per la lavorazione. Le barche venivano portate a riva venivano messe sui carrelli, come abbiamo detto, e il carrello veniva portato nell'opificio attraverso dei binari che salivano facilmente con l'argano. Poi come venivano messi a desanguare, perché chiaramente appesi per le code e tagliate, e poi venivano chiaramente eviscerate e cominciavano a essere sezionati. Chiaramente erano molto abili a tagliarli, perché ci volevano anche un lavoro di precisione. Venivano tagliati, sezionati e poi bolliti in delle sacche, in delle caldaie grandi, dove il tonno veniva bollito anche in acqua, anche mista acqua salata e acqua dolce, e dopo che venivano tagliati venivano a loro volta posizionati su dei cannizi, in maniera tale che asciugavano un poco, e poi venivano sezionati in piccole sezioni, in maniera tale che le donne potevano a loro volta metterlo nei recipienti, nelle lattine. Ovviamente l'evoluzione del mercato ha portato che prima il tonno veniva esportato in grandissime quantità, e quindi in latte grandi, e poi successivamente è cominciato ad essere prodotto nelle lattine piccole. Questa è come la legge, diciamo, come avveniva in tutti i prodotti alimentari, che c'è stata un'evoluzione in tutto. Come prima si vendeva, non so, la pasta nei cassettoni, ora in quel caso si vendeva il tonno in queste grandi latte, e poi si andava dal salumiere e si dava 100-200 grammi. Poi si è passata chiaramente alla monodose, quindi l'evoluzione alimentare ha portato anche a questa evoluzione produttiva. 3 palischermi. Dal caporais si reggeva l'estremità della culica, mentre il Sant'Andrea e il San Giovanni si alternavano all'occorrenza nella levata, l'operazione di raccolta della culica. A bordo della Muciana, agile e maneggevole barca, il Rais dirigeva e controllava tutte le fasi della pesca, dalla posa delle reti alla mattanza ed infine per il ricovero delle attrezzature nei depositi. Il Rais guidava la ciurma di mare, 2 dozzine di marinai di mezza, 16 marinai di 3/4 di parte e 9 di mezza parte, 8 paratici, 3 uomini sul motoscafo, 4 lancieri, 4 guardiani. I tonni all'interno delle camere, mantenendo la direzione del loro percorso migratorio, giungevano nella camera della morte impiegando anche diverse ore.
Quando il branco si trovava all'interno della culica, i marinai sollevavano la rete facendo affiorare i tonni, che venivano uncinati e isati a bordo dei palischermi per essere trasportati a riva. Quando finiva la pesca della tonnara, che dovevano raccogliere le ancore, le reti, le ancore, dovevano fare una fatica immane. E allora per alleviare la fatica il Rais intonava una canzone, una nenia, diciamo. E lui da solo partiva da solo con la sola e diceva: a campagnola uri a calzetta, non c'è nulla chi ci la fa. E tutti in coro gli altri marinai: ci la facevamo alla moda, pizzi che bacia la campagnola. La campagnola uria sottana, non c'è nulla che ci la fa, ci la facevamo alla moda, pizzi che bacia la campagnola. La campagnola uria reggipetto, non c'è nulla che ci lo fa, ci lo facevamo alla moda, pizzi che bacia la campagnola. È sempre così, perché la campagnola? Allora a Milazzo c'erano molti magazzini ortofrutticoli, venivano lavorati pomodori, lattughe, che poi venivano esportati anche in Germania. E allora le campagnole erano le donne che venivano dai paesi vicini a noi, venivano nei magazzini ortofrutticoli, per i marinai che erano sempre lontani dalla famiglia, dalle fidanzate, dalle mogli, era una cosa sessualmente che ricordava qualcosa di sessuale, diciamo. E quindi nominavano la campagnola con queste canzoni. Io ringrazio voi per questa intervista e per la diffusione del nostro piccolo museo. Ne siamo orgogliosi. Il nostro è solo un arrivederci, con l'auspicio che i riflettori si possano sempre più accendere per fare luce sulle nostre radici. Grazie a voi. Grazie. Continuando il nostro viaggio, nel borgo marinaro di Aspra, frazione di Bagheria, nel Palermitano, troviamo invece il Museo dell'Acciuga e delle Arti Marinare, una struttura unica nel suo genere, fondata dai fratelli Girolamo e Michelangelo Balistreri. La famiglia Balistreri detiene dal 1947 un'azienda specializzata nella conservazione dell'acciuga locale e, facendo tesoro dei saperi raccolti nel corso dei decenni, i fratelli hanno riunito con cura cimeli, documenti ed attrezzi che raccontano l'evoluzione della tecnica della salagione delle acciughe esportate anche all'estero. Dentro il museo vengono custoditi anche attrezzi da pesca e alcune imbarcazioni utilizzate per la pesca artigianale. Contano tutte le storie con le chitarre particolari di mare, le chitarre di mare. La cosa più bella è che c'è una differenza fra le chitarre o no? No, già i bambini vedono tutti gli sfondi di mare. Ecco, vedi, sì. Si racconta la storia delle donne siciliane, dei siciliani. Qui si racconta la Sicilia. Un doveroso omaggio alle donne siciliane. Con vostro chianto inchisti con l'umari, con la preghiera pettasti con lo sole, e ricamando le pensieri in cielo cuore, alla Sicilia rialasti con l'amore. Poi si fa un percorso che va, quindi qui dentro ci sono due acquari anomali, c'è un acquario anomalo senza acqua, cioè i bambini passano e soffiano.
i pesci si muovono. Guarda che bello, ma è stato realizzato da voi? Sì, da mio fratello, e questo serve da questo lato, è un modo scherzoso per far capire ai bambini che... Guarda che pesci. Dall'altro lato invece è un modo didattico per spiegare tante cose ai bambini. Vedi? Qui il motivo di studio di questo è molto importante. Le mamme gli dicono ai bambini quando parlano siciliano parla bene, ma non gli insegnano i nomi dei pesci. Quindi come si chiama un manciaracino? Si chiama la salpa, come si chiama l'uvaro? Si chiama pagello fragolino, come si chiama un fanfaro? Si chiama pesce pelota, come si chiama l'occhio rosso? Si chiama lanzardo, l'aiola si chiama la mormola. Se volete che i vostri figli parlano in italiano, insegnateci anche i nomi dei pesci in italiano. Che bello, che bello. Questa è la pesca sottacosta, tutti gli attrezzi dei pescatori per la comunicazione. Sì, la comunicazione. Ma qui è enorme, qui c'era lo stabilimento vostro? Sì, questo è tutto rimasto intatto, non abbiamo toccato niente. Quindi è il vostro stabilimento? Sì. Qua. Che bello qui. Vedi qua, abbiamo riprodotto la vecchia cosa della salatura, dove i ragazzi arrivano qua e provano a salare i pesci con dei pesci così finti, vedi? Si mettono i pesci qua e provano questa emozione così, sono dei pesci finti, fanno così, vedi? Nel centro storico di Castellammare del Golfo, borgo marinaro inserito nel registro Reimar, si trova un altro luogo dove sono conservati oggetti e strumenti funzionali alla pesca e alle attività ad essa connesse. Si tratta del Museo del Mare Uzzarreddu, che prende il nome dall'antico gozzo, piccola imbarcazione un tempo utilizzata dai pescatori, soprattutto per la pesca del tonno. Anche questo museo rientra nel Reimar ed è stato allestito da Antonino Paradiso all'interno dell'antica abitazione della sua famiglia per tramandare gli antichi saperi della pesca e valorizzare quel patrimonio culturale immateriale custodito dalla comunità marinara locale. Il museo permette al visitatore di fare un tuffo nel passato, raccontando la pratica marinara del passato, ma con uno sguardo attento al futuro, mettendo in risalto l'importanza della sostenibilità ambientale. E proprio con lo scopo di accrescere nel visitatore la consapevolezza per i temi ambientali è nato a Milazzo il MUMA, Museo del Mare. La missione del museo è la divulgazione scientifica, l'educazione ambientale e la protezione del mare. Nella sala centrale del museo è esposto lo scheletro di un capodoglio che nel 2017 è rimasto impigliato con la pinna caudale in una rete illegale al largo delle Isole Eolie. Nella sua pancia è stata trovata anche della plastica. Il biologo Carmelo Isgrò ha recuperato la carcassa del capodoglio e dopo un accurato lavoro, grazie anche all'aiuto di tanti volontari e sostenitori, ha ricomposto lo scheletro nella sala museale allestita all'interno del castello di Milazzo. I resti del capodoglio sono sospesi in aria con dei cavi ed esposti insieme alla rete illegale in cui è rimasto impigliato e alla plastica trovata nella sua pancia. Entreremo dentro il museo MUMA. Ad attenderci c'è Carmelo Isgrò. Seguiteci. Carmelo, ciao! Benvenuti a voi. Siamo di Milazzo. In una bellissima cornice e qui dentro c'è il tuo museo. Il nostro museo, il Museo del Mare di Milazzo, fondato insieme al Comune di Milazzo che ci ospita e l'Università degli Studi di Messina. Cosa troviamo in questo museo? Uno scheletro di un capodoglio che purtroppo è rimasto impigliato in una rete legale. All'interno della pancia è stata trovata molta plastica e quindi abbiamo voluto creare un museo proprio che denunciasse quanto il mare è bello ma anche fragile.
Qui c'è la maglietta MUMA, Museo del Mare Milazzo, non resta altro che entrare in questo museo e raccontare anche la triste storia di Siso. Triste ma anche con un lieto fine, diciamo così, ecco. Bene, allora seguiteci. Carmelo, ci accompagni quindi al MUMA? Assolutamente, andiamo. Andiamo. Con noi. Eccolo qui all'interno della cittadella fortificata, chiamata un po' da tutti Castello di Milazzo, risiede il MUMA, Museo del Mare Milazzo. Questo primo pannello ci fa già capire quali sono le intenzioni, le finalità del nostro museo, quindi non un museo come tutti gli altri, dove ci sono delle teche, delle bacheche con semplici conchigliette e altre cose, ma un museo che vuole in qualche modo emozionare, che vuole migliorare quello che è il nostro percorso spirituale. Infatti, come vedi, dice proprio questo, un viaggio interiore per ritrovare quell'equilibrio tra uomo e mare che purtroppo si è perso attraverso scienza e arte. Quindi qui dentro non troviamo soltanto installazioni scientifiche, ma anche artistiche, perché noi crediamo veramente che questo linguaggio universale possa entrare dentro il cuore della gente e aiutare a far capire quanto è importante rispettare l'ambiente. All'interno tra poco vedremo uno scheletro, che è lo scheletro di Siso. Sì, lo scheletro del capodoglio Siso, che è proprio la parte più importante, centrale, il fulcro centrale del nostro museo. Prego. Daniele, guarda, questo ti fa capire che questa struttura, prima di essere un museo, era una prigione, un bagno penale. Vedi, questa è una vera e propria grata, una cella, una enorme cella dove all'interno nel 1830 avresti trovato ben 50 carcerati legati con le caviglie con delle catene. Ma prima ancora, pensa, già dal 1527 questa era una chiesa, la prima chiesa di Milazzo, il primo duomo, il Duomo di Santa Maria, di cui ancora si conserva, come vedi, l'arco di trionfo del 1527, quindi antichissimo. E qui, dove anticamente c'era l'altare maggiore della chiesa, ho voluto riposizionare lo scheletro del capodoglio Siso proprio per far capire quanto è importante la sacralità di questo scheletro, di questo capodoglio, l'importanza che deve assumere per noi umani, per farci capire quanto è importante preservare l'ambiente e la natura. Lì giù invece vedi le catene di cui ti parlavo prima, le catene a cui erano legati gli uomini nel 1830 per le caviglie, che erano obbligati ai lavori forzati. Anche Siso da questo punto di vista segue questo percorso di questo luogo e anch'esso è stato legato a causa dell'uomo da una rete legale, la spadara, che vediamo proprio sulla sua coda, che in qualche modo ha imprigionato, ha incatenato questo animale. Anche questa è causa purtroppo dell'uomo. E la plastica che vedi nella sua pancia, che ha voluto riposizionare proprio come monito per le future generazioni, per ricordare che cosa possiamo combinare al nostro mare se non smaltiamo la plastica in maniera giusta e se facciamo un abuso della plastica usa e getta. Ma la parola rete in questo museo dovrebbe avere un'accezione negativa, eppure qui dentro rete diventa una parola positiva. Rete umana, la rete di persone, di volontari, siamo più di 150, che ogni giorno ci occupiamo di tenere vivo questo museo e il capodoglio Siso. Ma in origine pensa che i volontari a creare questo museo sono stati più di 1000, con magari semplici donazioni, con la vendita di tanti oggettini che hanno portato alla raccolta di quei soldi necessari per creare il museo. E grazie a questo progetto, noi a questo museo riusciamo a fare tanti piccoli progetti, piccoli e grandi progetti. Uno di questi si chiama Torno Subito e la nostra rete umana si è ampliata e oggi vi presenterò a tutti i voi amici dei ragazzi che vengono da Roma e che sono qui proprio per rendere questo museo ancora più bello e per formarsi e continuare a promuovere la parola di Siso in giro per il mondo. Te li presento. Andiamo a incontrare quindi questi giovani, Carmelo, ecco, sono lì. E sono qui che ci aspettano, vedi? Parteciperanno quindi alle attività, lo stanno già facendo, stanno contribuendo a portare avanti le finalità del museo? Assolutamente sì, sono molto attivi, sono dei ragazzi bravissimi, giovani che hanno tanta voglia di fare e che quindi hanno migliorato moltissimo il museo e continueranno a farlo. Parlaci un po' intanto di Siso, lo vediamo lì, appunto è stato collocato quando?
Nel 2017 questo capodoglio rimane impigliato in un'area illegale, la Spadara, e purtroppo, nonostante l'aiuto della Guardia Costiera, l'animale non riesce a sopravvivere e muore. Quindi, arrivato nella costa di Capomilazzo, ho deciso di recuperare le sue ossa per poterne fare un museo. Considera che non c'era un vero e proprio museo a quel tempo a Milazzo, e quindi attorno a questo capodoglio, proprio che è entrato qui all'interno di questa grande struttura, si è creato il Museo del Mare di Milazzo. Che quindi è una cosa un po' anomala. Normalmente entrano i reperti all'interno dei musei, invece questa volta è stato il capodoglio, è stato il reperto a creare tutto attorno a sé il museo. È una storia molto commovente, purtroppo legata anche a un'altra tragica storia di un mio caro amico Francesco, chiamato da tutti Siso, che mi aveva aiutato a portare a terra le ossa e che purtroppo è morto proprio il giorno dopo del recupero. E quindi ho voluto unire queste due anime, dando al capodoglio che si era spiaggiato il soprannome del mio caro amico, Francesco, quindi Siso. Una delle cose che risalta subito agli occhi dei visitatori è che Siso, nonostante è un animale marino, quindi ha le pinne, in realtà nello scheletro nasconde una mano. E saranno proprio i ragazzi a spiegarti perché. Ciao, tu come ti chiami? Sono Edoardo Cifarelli, sono parte dei volontari del MUMA. Quello che possiamo notare appunto nell'arto del capodoglio è che, siccome si tratta di un mammifero marino, è chiaramente ha un arto proprio come il nostro, in quanto si è evoluto da un animale terrestre e semplicemente ha perso gli arti posteriori. Infatti vediamo ancora i residui di quelle che sono le nostre anche, l'equivalente delle nostre anche, ma ha mantenuto la stessa struttura della mano, che qui è ricostruita in parte perché le vertebre sono difficili da trovare nel recupero delle ossa dell'animale. Nella pinna del capodoglio Siso c'è nascosta la mano proprio come ce l'abbiamo noi. Se vedi bene ci sono addirittura le 5 dita proprio come noi. Questo è straordinario, questo fa capire che alla fine non siamo così diversi da questi animali e nel contempo dovremmo sentirli un po' come dei nostri cugini, dei nostri parenti da proteggere. La diversa colorazione dello scheletro lo possiamo evincere dal fatto che le ossa sono di densità differenti, quindi magari l'osso più colorato si trovava in una zona in cui c'era presente parecchio grasso e quindi appunto è stata molto più difficile da decolorare, mentre invece la parte della mascella, in questo caso inferiore, essendo una zona in cui c'era presente poco grasso, è stata ripulita in maniera molto più efficace e quindi risulta molto bianca. Però è da dire che interamente lo scheletro è reale, apparteneva al capodoglio, e fatta eccezione appunto per parte della pinna posteriore e qualche falange appunto della mano, come stavamo parlando prima. Però è appunto per i denti, che sono una ricostruzione. I veri sono mantenuti, sono custoditi. Questi sono una ricostruzione per esposizione. Carmela, ma quanto tempo ci è voluto per ricostruirlo? Guarda, ci sono stato circa 15 giorni in acqua per togliergli tutta la carne, un anno circa per pulirlo dal grasso, dal tanto grasso che c'era dentro le ossa, come diceva giustamente Andrea, e anche di densità e colori diversi, perché non ho voluto utilizzare delle sostanze che in qualche modo potessero andare a inquinare, no? Non volevo anche metaforicamente inquinare lo scheletro del capodoglio Siso con quelle sostanze che uccidono il mare, e quindi ho un po' sacrificato la parte estetica, quindi non è uno scheletro bianco, candido, ma ha queste colorazioni diverse, proprio per mantenere però autentico il significato del capodoglio Siso, cioè quello di combattere veramente gli inquinanti e l'inquinamento del nostro mare. E ricostruirlo è stata, diciamo, una bella impresa, anche perché è tutto completamente sospeso. Infatti sotto lo scheletro abbiamo la possibilità di fare tante performance artistiche, sia musicali, e da poco c'è stato un festival canoro proprio qui dentro, internazionale, con un pianoforte proprio sotto il capodoglio Siso, ma anche altri tipi di manifestazioni, balletti, insomma veramente di tutto. La causa della morte del capodoglio ovviamente è stata per la rete, la Spadara, che l'ha intrappolato, ma ovviamente non solo questo. Sappiamo che i mari di oggi sono super inquinati, come tutto il mondo purtroppo, e ovviamente il capodoglio nella sua vita ha ingerito della plastica, e questa è parte della plastica che è stata recuperata e è stata trovata all'interno dello stomaco del capodoglio,
e che quindi abbiamo conservato come appunto simbolo per far vedere appunto sia quello che è successo anche al nostro Capodoglio Siso, ma quello che succede nei mari tutti i giorni. I giovani sono sensibili a questa tematica? Sì, sicuramente, anche perché noi siamo i primi interessati, perché molti comunque del nostro gruppo sono studenti di biologia e di ecologia, quindi sicuramente sappiamo quali sono le problematiche moderne e quindi noi attraverso anche quello che stiamo facendo qui al museo cerchiamo di sensibilizzare a nostra volta. E noi siamo alcuni giorni qui al MUMA facendo delle visite guidate ai visitatori e a volte al diving facendo delle lezioni teoriche, studiando in generale il Mar Mediterraneo e i suoi abitanti. Il fatto di voler trasmettere un messaggio molto, molto grande è sicuramente una bella cosa da fare, soprattutto perché è molto incentrato sulle generazioni future, sui bambini. Infatti la seconda parte ha proprio un luogo dove sensibilizzare i più giovani, quindi è sicuramente un bellissimo messaggio, una bellissima cosa da fare e se ha un impatto appunto sul futuro è ancora più bello, insomma. Come si può tutelare secondo te il nostro mare? Sicuramente riducendo la plastica, ma anche con una pesca sostenibile e delle pratiche sostenibili in generale per il mare. E la plastica sicuramente è uno dei problemi principali che ci sono in questo momento, come possiamo vedere dallo stomaco del Capodoglio Siso e come tutti conosciamo, ma in particolare il problema più grande sono le microplastiche in realtà, ovvero i residui piccolissimi di plastiche che entrano all'interno dell'ecosistema, nel pesce e poi nel cibo che noi mangiamo. C'è il problema delle microplastiche che poi non si vedono neanche. Sì, allora noi per decenni abbiamo visto quel messaggio per cui la plastica, una bottiglia di plastica ci impiega 100-1000 anni per potersi degradare. In realtà non è così, perché non esistono batteri in natura che possano degradare la plastica, quindi questa va soltanto a diventare sempre più piccola, cioè da plastica diventa microplastica, cioè pezzettini inferiori a 5 mm e via via sempre più piccola fino a diventare nanoplastica. Nanoplastica significa che i polimeri della plastica sono così piccoli che addirittura riescono a essere fagocitati da organismi veramente piccoli come ad esempio il plankton, per intenderci. Questo finisce poi nella catena trofica, nella catena alimentare, che in poche parole entra poi, cioè il plankton viene mangiato dagli animali più grandi, immaginiamo le acciughe, poi le acciughe dagli animali ancora più grandi, insomma per finire siamo noi consumatori finali e quindi questa plastica purtroppo finisce nel nostro stomaco e nel nostro organismo e quindi questo ci fa capire come in effetti quello che noi buttiamo in mare poi ci ritorna indietro, ma in maniera ancora più dannosa, perché addirittura riesce a entrare all'interno del nostro sangue, del nostro tessuto. Pensa che è stata trovata plastica persino nella placenta umana. Si calcola, e qua abbiamo proprio un'installazione che questa cosa la rappresenta, che ogni settimana mangiamo con gli alimenti, quindi in maniera involontaria, circa 10 grammi di plastica, cioè l'equivalente di una carta di credito. E che non ha neanche soldi, senza credito, quindi... Come tutelare il nostro mare, come tutelare quindi noi stessi? Assolutamente la nostra idea è che dobbiamo puntare tutto sui ragazzi, sui giovani. Sono loro che hanno, diciamo, la sensibilità giusta per portare avanti questo fenomeno, questo processo e soprattutto sono i futuri medici, i futuri burocrati, i futuri politici che possono mettere in atto quelle leggi e quelle azioni per poter risolvere il problema. Cosa ne pensi di questo museo? Beh, è un bel posto che ci fa comunque pensare sempre al futuro, su quello che possiamo svolgere, soprattutto sempre sensibilizzare i futuri bambini, come hanno detto i miei compagni. E questo è una bella rappresentazione di come è stato tolto, comunque il Siso è un cucciolo, quindi comunque come un piccolo che ha perso la vita, quindi Carmelo ha dato questo avviamento per dare comunque trasportare ancora in più, non lo fare morire come di solito capita in mare. Carmelo, questo museo viene visitato da tantissime persone, tra questi anche molti bambini, ma quando si avvicinano al Siso, quando sono qui dentro, cosa provano e cosa chiedono? Beh, innanzitutto pensano subito che sia un dinosauro, poi invece avvicinandosi capiscono che non si tratta di un dinosauro ma di un mammifero marino. Quello che molto spesso trae un po' in inganno è il fatto che, come vedi, la testa è molto sottile, ma questo perché
come vedi in vita il capodoglio ha una testa enorme piena di una sostanza che si chiama spermaceti, che sarebbe un olio vero e proprio, per questo capodoglio, cioè il capo ripieno di olio. Questo enorme testone non lo vedi più qui in questo momento perché l'ho tolto proprio in mare quando è stato scarnificato, perché essendo materiale organico non poteva essere conservato. Però quest'organo è molto importante perché permette al capodoglio di essere un animale straordinario, di avere delle evoluzioni tecnologiche che potrebbero, diciamo, che vediamo anche nei migliori yacht moderni, ad esempio l'ecoscandaglio. Noi pensiamo di aver inventato quell'ecoscandaglio, in realtà l'abbiamo copiato alla natura, l'abbiamo copiato al capodoglio. Pensa che all'interno di questo megatestone c'è un organo che emette dei click, questi click partono dalla testa, vanno verso ad esempio questo ostacolo o verso un calamaro di cui questi animali si nutrono, ritorna indietro, quindi questo click ritorna indietro e proprio come un ecoscandaglio permette al capodoglio di vedere le prede che ci sono al fondo o se ci sono degli ostacoli. Quindi anche in assoluto, nel buio assoluto, perché pensa che vanno a pescare anche a 1000-2000 metri, lui riesce a vedere, e quindi un animale da rispettare, a maggior ragione perché ha questi superpoteri, diciamo così. Che età aveva Siso e quali sono le dimensioni? Guarda, Siso aveva su per giù 12 anni e le dimensioni sono di 9,5 metri, circa 10 tonnellate. Le altre sale museali sono strutturate secondo un percorso che permette al visitatore di acquisire coscienza degli impatti negativi sul mare generati dall'uomo, in particolare dall'uso di oggetti di plastica di utilizzo quotidiano. Abbiamo un percorso sempre all'interno del museo che ci porta dove? Sì, proprio come in un percorso spirituale di cui ti parlavo prima, si entra giù verso l'inferno, facciamo un viaggio dantesco vero e proprio. Prima andiamo giù nell'inferno, poi nel purgatorio e infine nel paradiso. Ad accompagnarti ci sarà Virginia, che è un po' come il nostro Virgilio nella Divina Commedia. Hai visto? Abbiamo preso perfettamente. Virginia, ci accompagni tu allora in questo percorso? Esatto, proprio io. Entriamo in quella che è la prima sala e come possiamo vedere alle mie spalle la luce che notiamo è quella rossa che ricorda un po' il fuoco, gli inferi. Rappresentativa è anche la scala che appunto ci porterà in questa sala. E l'inferno per quale motivo? Perché se ora entreremo in questa sala scopriremo che ciò che vediamo è la plastica raccolta in un intervento di pulizia della spiaggia qui che si trova a Capomilazzo, le Tre Pietracce, e il quantitativo di plastica che ora andremo a vedere è molto elevato. Ciò sta a significare che appunto la situazione oggi nei nostri mari è molto disastrosa. E quello che possiamo appunto fare attraverso questo percorso è quello di capire e cercare appunto di migliorare quelle che sono le nostre abitudini giornaliere. Scendiamo queste scale? Queste scale per entrare appunto negli inferi. Notiamo, come abbiamo già detto, un quantitativo di plastica molto elevato e questo ci fa proprio appunto capire l'impatto che ha la plastica all'interno dei nostri mari, che attraverso poi mareggiate troviamo nelle nostre spiagge. Interventi di pulizia fatti diciamo da noi volontari del MUMA, ma come altri volontari che partecipano a queste iniziative, sono diversi. E la raccolta di questa plastica che troviamo in questa sala è stata fatta in più giornate. Scendiamo, quindi questa è plastica reale, plastica raccolta. Esatto, proprio durante la pulizia appunto avvenuta nella spiaggia delle Tre Pietracce qui a Capomilazzo. C'è davvero di tutto, non mancano poi i tappi delle bottiglie di plastica. Esatto, infatti il problema principale che notiamo sono appunto un quantitativo di tappi molto elevato e questa cosa ad oggi sta migliorando. Infatti con il nuovo uso delle plastiche sappiamo che le nuove bottiglie di plastica hanno il tappo che rimane appunto attaccato alla bottiglia proprio per evitare la dispersione di questi nei mari. E soprattutto il tema più importante è quello della plastica monouso, che ad oggi sta cercando comunque di migliorare ed essere comunque evitato. E il problema inoltre delle bottiglie che molto spesso rimangono appunto sulla superficie dei mari, quest'ultime poi vengono comunque coperte da lepadi o quelle che sono appunto strutture anche algali, e molto spesso quelle che sono anche tartarughe marine riconoscono quest'ultimi come cibi, perché l'odore rimanda anche a questo, motivo per il quale poi anche loro rimangono intrappolati in quello che è l'inferno, che è rappresentativo in questa sala, ovvero la plastica.
E abbiamo raggiunto quest'altro ambiente, siamo in compagnia di Alexandra. Ciao Daniele. E allora, parlaci un po' di questo luogo. Allora, siamo passati dall'inferno in cui ci siamo resi consapevoli delle nostre azioni quotidiane, di conseguenza adesso in questo angolo invece rendiamo pratiche le nostre idee. Ad esempio in questo angolo facciamo dei giochi con i bambini, leggiamo dei libri per la consapevolezza del mare e delle azioni quotidiane che anche i bambini, nonostante siano piccoli, possono fare fin dalla giovane età. Qui per esempio c'è un altro esempio delle piccole cose che facciamo vedere ai bambini. Abbiamo costruito anche una libreria sia per giovani che per adulti affinché si possano rendere pratiche tutte le cose che noi facciamo vedere e che possiamo fare appunto quotidianamente. Di conseguenza dalla plastica all'usare meno, come abbiamo visto sopra, plastica cotton fioc, tutto quello che si può fare. Infatti a proposito di bambini noi partecipiamo con molte scuole. Se qualche scuola anche nella provincia di Messina vuole contattarci, noi siamo ben lieti di accoglierli e di poter fare eventi con loro. E qui incontriamo Martina, ciao a tutti. Martina, cosa troviamo qui? Qui abbiamo una mascella di squalo ed è l'unica parte ossea che troviamo nello squalo, perché lo squalo è fatto da tutta parte cartilaginea. Qui possiamo trovare della posidonia secca, che ormai purtroppo tutto il nostro mondo è caratterizzato e si ferma solo sulla bellezza e sull'estetica. Quindi tutto quello che è brutto ormai non ha valore viene buttato purtroppo. Ma la posidonia è molto importante nel nostro mare e infatti produce ossigeno perché è una pianta e non è un'alga soprattutto. Poi abbiamo delle conchiglie, fossili e quant'altro. Qui abbiamo altre attività che facciamo con i bambini. Abbiamo il microscopio che purtroppo gli facciamo vedere sia la parte brutta che la parte positiva. Abbiamo qui una miscela di, diciamo, un bibitone, se si può usare, di plastica e tutto quello che abbiamo trovato nei nostri mari. Abbiamo degli scheletri di balena, di delfino, di squalo che i ragazzi possono comporre e capire più da vicino come sono fatti questi animali che vivono con noi. Questo è un oggetto utilizzato per la pesca normalmente, è stato ritrovato in realtà per caso nella spiaggia di Ponente qui a Milazzo e sempre per curiosità sono state inserite, diciamo, le parole che vedete qui stampate e da questo su Google, una semplice ricerca, è venuto fuori che questo è un oggetto da pesca utilizzato, pensate, in Spagna, in Andalusia. Questo è molto importante perché ci fa capire quanto gli oggetti si spostino, come tendano sempre a ritornare nelle nostre mani e in un modo o nell'altro il mare ci restituisce sempre, diciamo, la plastica che perdiamo, che buttiamo. Pensate, questo ha fatto 1000 miglia di distanza per tornare qui da noi e questo non succede solo con oggetti così, ma con qualunque cosa di plastica e non solo, che ritorna sulle nostre spiagge ma che può, diciamo, provenire da qualunque parte del mondo. E con Alessia andiamo verso il paradiso? Sì. Ci lasciamo alle spalle il Purgatorio, che come abbiamo detto è un luogo in cui diciamo, per conoscere il mare, ma non solo, anche i suoi abitanti, come potete vedere ci sono i libri e piano piano quindi saliamo verso il paradiso. Lo facciamo con una consapevolezza, la consapevolezza di rispettare l'ambiente. Come vediamo, questo è il simbolo del Siso Project, che da lontano può sembrare una rete, ma avvicinandoci si possono vedere i nomi delle persone che hanno contribuito a creare il museo. Il messaggio principale del Paradiso è quello della cooperazione, perché insieme ovviamente possiamo avere un impatto molto maggiore e risolvere, diciamo, queste nostre problematiche. Lo facciamo oltre per il mare anche per poter lasciare in futuro un mondo migliore, come ci dice il nostro motto: non ereditiamo la terra dai nostri padri, ma la prendiamo in prestito dai nostri figli. E allora il Museo MUMA ci mostra questi percorsi che ci devono certamente far riflettere. Ogni stanza ci deve portare delle riflessioni, ma abbiamo anche un messaggio di speranza. Ancora qualcosa si può fare. Sì, come visto si parte da questa tragedia del capodoglio Siso impigliato nella rete e con la plastica in pancia, ma che in qualche modo attraverso questo percorso spirituale
metaforico dell'inferno, il purgatorio e il paradiso, ci porta a elevarci, e quindi in qualche modo dovremmo aver capito quali sono le tecniche, le metodiche per poter risolvere questo problema. Io dico sempre, se non lo capiamo possiamo ripercorrere questo percorso d'anello più volte fin quando non ci purifichiamo completamente. Scherzi a parte, sì, come dici tu, c'è questo percorso di purificazione che poi porta all'esterno. Recentemente il percorso è stato completato con un giardino botanico allestito all'esterno delle sale. Il museo ospita inoltre iniziative culturali e progetti didattici rivolti anche alle scuole. Usciamo fuori e andiamo a visitare quindi questo giardino. Antonio, tu ci parlerai di questo nuovo progetto del MUMA, il giardino botanico. Sì, abbiamo voluto ampliare i nostri spazi realizzando questo giardino botanico in collaborazione col Comune di Milazzo e con l'Orto Botanico dell'Università di Messina, che ci guida nelle operazioni appunto di selezione e di piantumazione delle specie. L'idea è quella di ospitare qui delle specie mediterranee, quindi che popolano sia Capo Milazzo ma che troviamo in altre località del circondario messinese, quindi Tindari ad esempio, l'Oasi di Marinello e anche Capo Peloro. Vi faccio vedere subito una prima pianta importante, che è questo cardo. Sembra una pianta diciamo anonima, non ha molte pretese, non ha molti interessi, in realtà è una pianta importantissima. Pensate che cresce qui soltanto in Italia, a Capo Milazzo e a Tindari presso l'Oasi di Marinello. Si chiama cardo pallottola, adesso è a fine fioritura, quindi è un po' poco appariscente, però dovete immaginare che all'inizio dell'estate queste sfere che vedete pungenti sono dei fiori rosacei molto, molto belli, che danno anche da nutrimento agli insetti impollinatori, e queste pallottole sono molto spinose e a fine fioritura, che a fine estate, vedete, si smembrano, quindi iniziano a liberare i semi che poi diciamo, portati via dal vento vanno diciamo, a spargersi lungo il territorio, e lì nasceranno i nuovi cardi. Proseguo questo viaggio, magari ci incontriamo dopo, e vado a incontrare Santi. Sì. Santi, allora, ciao. Qui cosa troviamo? Qui troviamo un altro endemismo di Milazzo. Abbiamo appunto il limonio di Milazzo e delle Isole Eolie, che, come dice appunto il nome, cresce solo unicamente in tutto il mondo, qua a Milazzo e in alcune delle Isole Eolie. Questa è una pianta molto particolare perché riesce a crescere nella roccia nuda, in assenza di acqua, e addirittura ora è appena terminata la fioritura, ma fiorisce ad agosto, quindi quando non ci sono altre fioriture in giro, e quindi gli insetti si vanno a rifornire di nettare su queste piante. Altre piante che possiamo trovare in fioritura ad estate sono ad esempio il garofano delle rupi, che fiorisce proprio quando le altre piante sono in riposo vegetativo, e quindi sfrutta il fatto che non ci sono altri fiori in giro, e quindi gli insetti, per nutrirsi, vanno a impollinare questi fiori, garantendo quindi la sua propagazione. Nonostante la calda estate siciliana, riesce a vegetare e a fiorire perfettamente. E continuiamo a scoprire questo giardino che ci riserva davvero tante sorprese. Sì, il nostro giardino in realtà è stato suddiviso in alcuni settori specifici con delle tematiche che abbiamo voluto dare, ci abbiamo tenuto davvero tanto. Abbiamo appena visitato il giardino botanico, quindi con specie spontanee della macchia mediterranea, specie selvatiche. Adesso invece vedremo altri settori del nostro orto, in particolare il giardino dei frutti antichi, dove abbiamo piantato degli alberi da frutta che sono sempre più dimenticati, stanno scomparendo, e vi farò vedere qualche altra specie. E poi abbiamo il giardino rinascimentale, che invece è all'ingresso del castello e che diciamo orna il vialetto che ci permette poi di andare nella parte alta del castello, con piante che sono sia ornamentali ma anche a scopo fitoalimurgico. E poi abbiamo una selezione di viti particolari che abbiamo trovato proprio qua all'interno del castello durante i nostri diciamo, lavori di manutenzione, e che in particolare una di queste ha una storia interessantissima che poi vi racconteremo tra poco. Carmelo, questo giardino è stato interamente recuperato nell'ambito di questo progetto? Sì, pensa che qua fino
praticamente un anno fa era quasi abbandonato. Grazie a questo progetto fatto in collaborazione col Comune di Milazzo, i ragazzi volontari del MUMA Museo del Mare Milazzo e l'Università degli Studi di Messina, l'Orto Botanico di Messina, siamo riusciti a creare quello che avete visto e che invitiamo a visitare. Questa è l'ultima delle nostre scoperte. Due dei nostri volontari, Antonio che avete conosciuto adesso e Mario Grisafulli, sono riusciti a scoprire all'interno del castello questa vite molto particolare, perché è una vite a piede franco, quindi non ha diciamo, il porta e nesta americano come tutte le altre viti. Questo significa che probabilmente l'isolamento all'interno del castello è riuscita a preservarlo dalla fillossera, quindi una vite molto antica che abbiamo anche mandato per degli studi genetici e si è visto che non è conosciuta, quindi probabilmente potrebbe essere, e noi speriamo che sia così, quell'antico vitigno che creava il Mamertino, il vino con cui Giulio Cesare qui ha festeggiato delle vittorie proprio dei romani. Si festeggiò anche, pensa, la vittoria della guerra punica a Milazzo con questo vino, il famoso Mamertino. Come si può essere protagonisti del MUMA di Milazzo e magari anche contribuire a portare avanti questo progetto? Noi vi invitiamo a venire a visitare il nostro museo, che si trova appunto qui all'interno del Castello di Milazzo, è aperto tutti i giorni tranne il lunedì, segue appunto questi orari comunali, ma anche sui nostri social, ma anche con dei progetti materiali che potete seguire, ad esempio la Sydney Shore Challenge. Tu ti ricordi bene che cos'è? Perché avete ottenuto anche un importante riconoscimento anche al di fuori dei confini nazionali. Sì, Milazzo, grazie a questa Sydney Shore Challenge, è stata dichiarata capitale della biodiversità italiana, perché siamo arrivati primi appunto in Italia, ben terzi in Europa e 22esimi al mondo quest'anno, proprio in questa gara che ha fatto capire quanto Milazzo è ricca da questo punto di vista della biodiversità. Si tratta di una gara di fotografia tra le varie città del mondo, dove i partecipanti fanno il più foto possibili per appunto riprendere delle specie particolari, e noi tra appunto la parte botanica, tra la parte subacquea con la nostra area marina protetta, siamo molto fortunati, una zona molto ricca, e quindi siamo riusciti a distinguerci a livello italiano. Nella vita di tutti i giorni ogni nostro gesto può contribuire a salvare la terra, a salvare il nostro mare. Sì, questo lo diceva anche Madre Teresa di Calcutta, che noi siamo delle piccole gocce, diciamo. Il mare è fatto da tante piccole gocce, e quindi col nostro piccolo contributo possiamo realmente fare qualcosa per aiutare il nostro ambiente a ritornare bello per com'era.